Buongiorno, le principali notizie. Nuova sparatoria a Catania, stavolta nel quartiere di San Giovanni Galermo. La vittima è un 23enne ferito a un braccio, rimasto a terra in una pozza di sangue. Il terzo episodio in città nell'ultima settimana. Sempre a Catania vi mostriamo le immagini di una voragine di 15 metri sul marciapiede al Tondicello della Playa. I residenti vivono nel terrore e temono che qualcuno ci finisca dentro. A Niscemi cresce il numero degli sfollati. Dopo la zona rossa scattano nuovi sgomberi precauzionali sulla strada provinciale 11, unico collegamento con il resto della provincia. L'inchiesta giudiziaria entra nel vivo. A Palermo, seconda notte di presidio dell'assessore Ferrandelli allo Zen per impedire l'occupazione abusiva di una casa popolare. Gesto concreto per ribadire il rispetto delle regole e della legalità nel quartiere dove pesa la presenza mafiosa. A Catania, dopo l'ottava di Sant'Agata, il momento di bilanci dei provvedimenti. Multate le candelore, il Comitato per la Legalità denuncia abusi, ritardi record e tensioni. A Siracusa, la piazza Minerva Ortigia invasa da 100.000 tulipani, tutti a raccogliere i fiori come in un vero giardino. Calcio, il Palermo vince al Barbera e piega l'Entella per 3-0. In Serie C il Catania pareggia a Siracusa nel giorno della scomparsa di Orazio Russo. Di Paolo replica ed Ausilio finisce 1-1. Terza sconfitta consecutiva per il Trapani. Nella trasferta di Giuliano, Granata battuti 3-1. Buongiorno e buona domenica. Nuova sparatoria a Catania, stavolta nel quartiere di San Giovanni Galermo. La vittima è un 23enne ferito al braccio. È il terzo episodio in città nell'ultima settimana. Sentiamo Luca Ciliberti. A Catania si spara ancora, è il terzo evento accertato nell'ultima settimana. Stavolta la vittima è un 23enne che è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una ferita da arma da fuoco al braccio. Il giovane è stato trovato da alcuni passanti in via Fava a terra dopo essere caduto mentre era alla guida del suo scooter. Sembra che l'uomo sia rimasto per un po' di tempo sull'asfalto privo di sensi e in una pozza di sangue fino a quando non è intervenuto il personale del 118 e gli agenti della squadra delle volanti. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria sarebbe avvenuta nella notte proprio in via Capopassero nel rione San Giovanni Galermo, al culmine di una lite per futili motivi. La zona è una florida piazza di spaccio. Sembra che contro il 23enne siano stati esplosi più colpi di pistola e uno solo lo abbia centrato mentre tentava la fuga a bordo del suo scooter. Sull'episodio sta indagando la squadra mobile della questura di Catania. Restiamo a Catania. Dopo il crollo sul lungomare si teme adesso per la sicurezza al Tondicello della Playa, dove si è aperta una enorme voragine, pensate 15 metri proprio sul marciapiede, e i residenti sono preoccupati, dicono viviamo nell'ansia, prima o poi qualcuno ci finisce dentro. Tonino De Mana. Dal lungomare al Tondicello della Playa è una Catania che sprofonda sotto i segni del tempo e perché no dell'indifferenza. Case fatiscenti su tutte quelle in via Grottamagna, strade e marciapiedi che collassano e si sbriciolano con squarci sul terreno che suonano come campanelli d'allarme. Diciamo subito che non può andare sempre bene. Basti osservare queste immagini per comprendere il pericolo e la grave situazione che si registra in via Maria Santissima Assunta alla Playa, non distante da piazza Caduti del Mare. Le dimensioni della voragine: lunghezza oltre 3 metri, larghezza quasi 2, profondità 15 metri, sì 15 metri, un salto nel vuoto che potrebbe non lasciare scampo. Da qui le paure dei residenti che vivono nel terrore, tenendo presente che in zona ci sono una scuola, una parrocchia, attività commerciali che passano anche numerosi turisti diretti al porto. Io dal mio balcone purtroppo vedo tutti i giorni persone che certe volte non se ne accorgono e gli faccio segnale con la mano di deviare questo punto qua. Cerchiamo di vedere questa situazione e di aggiustare una cosa il più presto possibile. Chiede interventi immediati il consigliere della prima municipalità, Buglio. Chiederò una messa in sicurezza con le transenne immediata e una ricognizione di tutto il marciapiede. Che poi rincara la dose. Siamo al Tondicello della Playa, non siamo a lungomare dove ha avuto l'attenzione mediatica, ci sta il ripristino, tutto quello che ha vissuto, ma qui è pure Catania. I residenti sono in ansia se qualcuno si fa male e adesso lo sono pure io. Non c'è tempo da perdere in nome e per conto della sicurezza.
Andiamo a Niscemi, dove cresce il numero degli sfollati. Dopo la zona rossa scattano nuovi sgomberi precauzionali sulla strada provinciale 11, unico collegamento con il resto della provincia. Intanto oggi è stata recuperata la croce, simbolo appunto della speranza di un'intera comunità che era crollata nei giorni scorsi per un ulteriore cedimento della frana. Sentiamo Gerry Italia. A Niscemi l'emergenza frana si aggrava e il bilancio degli sfollati continua a salire. Ai numeri già pesanti delle famiglie costrette a lasciare le case in zona rossa si aggiungono ora 3 nuovi nuclei sgomberati in via precauzionale lungo la strada provinciale 11. Chiuse anche le attività commerciali più esposte, abbassate le saracinesche di un laboratorio di marmi, di un negozio di prodotti per l'agricoltura e interdetto l'accesso a un vecchio deposito. Gli sgomberi sono scattati dopo i sopralluoghi tecnici del pool frana della procura di Gela, che ha riscontrato nuove criticità strutturali. Il comune ha così disposto l'allontanamento immediato delle famiglie e la chiusura delle attività situate nel tratto considerato ad alto rischio. La provinciale 11, oggi unico collegamento viario tra Niscemi e il resto della provincia dopo la chiusura delle provinciali 10 e 12, è sorvegliata speciale. I consulenti dell'autorità giudiziaria hanno individuato diversi punti di potenziale instabilità, con il pericolo concreto di nuovi cedimenti. Da ieri sono attivi circa 50 punti di monitoraggio GPS e a breve verrà installato un impianto semaforico collegato al sistema dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, pronto a bloccare immediatamente il traffico in caso di nuovi segnali di allarme. Intanto proseguono le valutazioni sulle strade provinciali 82 e 35, considerate le principali alternative per ridurre l'isolamento della città e ripristinare collegamenti più sicuri. Sul fronte dell'assistenza ai vigili del fuoco continuano le operazioni di recupero dei beni delle abitazioni in zona rossa. Solo ieri 55 interventi, 17 dei quali nella fascia più critica, tra i 30 e i 50 metri dal fronte frana. In totale sono già 1303 gli interventi dall'inizio dell'emergenza, ma la lista delle richieste resta lunga. In alcune abitazioni non è ancora possibile accedere nemmeno con l'ausilio dei droni terrestri. Noi siamo di solito abituati a dare aiuto a tutti, quindi non poter dare aiuto pesa, facciamo il possibile per rispondere alle esigenze delle persone. Con la chiusura della fase ispettiva l'inchiesta della procura intanto entra nel vivo. Da lunedì partiranno gli interrogatori dei tecnici informati sui fatti e verranno acquisiti atti, progetti e autorizzazioni legati alla gestione del territorio e delle infrastrutture. A Palermo, seconda notte di presidio dell'assessore Ferrandelli allo Zen per impedire l'occupazione abusiva di una casa popolare. Gesto concreto per ribadire il rispetto delle regole e della legalità nel quartiere dove la presenza mafiosa pesa ancora. Maglio Viola. Seconda notte di presidio civico nel quartiere Zen di Palermo, un presidio messo in scena dall'assessore alla casa del comune Fabrizio Ferrandelli per impedire l'occupazione abusiva di un immobile popolare dal quale una famiglia è stata cacciata nei giorni scorsi con minacce e pressioni. Una casa riconsegnata al comune è in attesa di nuova assegnazione. 2 notti fa sono state tentate blande intimidazioni staccando ripetutamente la luce, ma il presidio non si è scoraggiato. Ieri è arrivato il sindaco, poi tanti volontari, l'assessore Carta, l'ex assessore Rosi Pennino, il parroco che nelle scorse settimane ha visto per 2 volte sparare colpi d'arma da fuoco contro la chiesa. Oggi il clima sembra già avviato a cambiare. Il caffè di questa mattina a Ferrandelli e agli uomini e alle donne del presidio lo hanno portato i vicini di casa, un segnale importante per l'assessore che lo sottolinea con forza. Mi piace pensare che si possa iniziare un percorso di regolarizzazione dei processi, dimostrando che le regole convengono a tutti, se le rispettiamo, e che si possa venire fuori insieme dandoci la mano. Non un presidio contro il quartiere, ma per il quartiere è il messaggio che si vuole mandare. Le regole servono a tutti, il controllo sulle case deve detenerlo l'amministrazione pubblica, non il racket dell'abitazione. Oggi succede allo Zen, ma nelle scorse settimane è successo anche in altri quartieri. In un caso un immobile è stato devastato pur di impedirne la legittima assegnazione. Quell'immobile è stato ristrutturato e assegnato ugualmente. Allo Zen il presidio continuerà fino all'assegnazione della casa definitiva e probabilmente anche dopo, fino alla normalizzazione della situazione. A Catania, dopo l'ottava di Sant'Agata, è il momento dei bilanci e dei provvedimenti. Multate le candelore e il Comitato per la Legalità denuncia abusi, ritardi record e tensioni. Eva Spampinato. La festa di Sant'Agata di quest'anno ha presentato vecchi ma anche preoccupanti nuovi problemi. Non solo devozione e tradizione, ma anche prepotenze, abusi, ritardi mai visti prima e una salatissima multa alle candelore della Tichetta. La festa di Sant'Agata finisce sotto accusa con un durissimo bilancio che arriva anche dal Comitato per la Legalità della festa. I vecchi problemi li conosciamo, i ceroni accesi, i bracciai accesi nonostante le ordinanze del sindaco. Quelli nuovi si riferiscono in particolare a 2 episodi.
una gara fra candelore di giorno, la mattina del 3, accanto alla processione, ed infatti l'ha ritardata, con tifo da stadio per i vincitori della gara. La gara di resistenza tra le candelore e la Ticchetta ha portato il comitato dei festeggiamenti a prendere un provvedimento nei confronti delle candelore dei pescivendoli e degli ortofrutticoli. Una importante sanzione economica e la sospensione per il prossimo anno per alcuni giorni. Un altro problema molto importante è la lentezza del fercolo. Perché hanno tirato così lentamente, con il risultato che poi abbiamo visto che il fercolo è rientrato a luna. Sotto osservazione anche il clima attorno all'arcivescovo Luigi Renna. Sta portando avanti una politica rinnovatrice estremamente importante, dichiarandosi contro la mafia e invitando i catanesi a comportarsi in maniera coerente con l'amore per Sant'Agata. Ecco, vorremmo che ci fosse chiarezza su questi punti. Il leader del movimento controcorrente Ismaele Lavardera lancia la sua candidatura alla presidenza della regione siciliana e preconizza anche una fine anticipata della legislatura. Luca Ciliberti. Se oggi prendo la scelta che sto per annunciarvi è anche grazie a lei. Da oggi mi candido non solo a una posizione ma a una sfida ben più grande: cambiare la mentalità e ridare dignità a questa terra. Da oggi sono candidato a presidente della regione. Non è tanto la fuga in avanti ampiamente immaginabile nel quadro della politica regionale siciliana, ma quello che dice Ismaele Lavardera, leader del movimento controcorrente, presentando la sua candidatura alla poltrona di presidente della regione siciliana per il dopo Schifani. La legislatura, che vi dico subito, non si chiuderà a scadenza naturale. L'accelerazione prevede che io ho avuto certezze da Roma che questa legislatura si chiuderà entro quest'anno e quindi bisogna prepararsi operativamente. Se gli altri non hanno questo feedback, mi dispiace, bisogna prepararsi. In una convention partecipata a Palermo, il deputato regionale ha presentato contenuti e idee di programma ad un anno dalla nascita del suo movimento. Davanti ad elezioni anticipate, Lavardera troverebbe tutti i concorrenti spiazzati, impreparati e senza candidati pronti. Noi stiamo lanciando una sfida alla vecchia classe politica. Non ci credeva nessuno, lo ribadisco, a distanza di un anno siamo il primo partito dell'opposizione e il secondo partito. Scomposta la reazione delle opposizioni del campo largo, steccato naturale che avrebbe dovuto accogliere il movimento di Lavardera. Il PD, attraverso le parole del segretario regionale Barbagallo, parla di controsenso perché Controcorrente ha abbandonato il tavolo di confronto la settimana scorsa per poi chiedere il supporto alla sua candidatura di tutte le forze del centrosinistra. Trancianti il Movimento 5 Stelle siciliano, il modello dell'uomo solo contro tutti non funziona e noi lo abbiamo visto, si va veloci ma non si può vincere. La polizia di Modica nel Ragusano ha denunciato un 56enne per inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi in una cava dismessa di pietra di 4.000 metri quadrati, scoperta una discarica abusiva nascosta dalla vegetazione dove c'erano carcasse di auto, moto e camion, fusti contenenti olio esausto, materiale sanitario e plastica. Breve pausa, poi andremo a Siracusa dove Ortigia è stata invasa dai papaveri. Oltre 100.000 tulipani nel cuore di Ortigia, a Siracusa, tantissimi visitatori che in Piazza Minerva hanno avuto la possibilità di raccogliere i fiori da portare a casa come se fossero in un vero e proprio giardino. Francesco Loi. Passeggiare, vedere tutti i fiori, una cosa bella, piacevole, sta in compagnia. È un'esperienza bella, è uno dei nostri fiori preferiti, quindi trovarli in piazza vicino al Duomo è veramente incredibile. È una bella iniziativa, soprattutto perché quando arriviamo respiriamo proprio l'aria dei fiori. I tulipani ai piedi del Duomo. Questo weekend Piazza Minerva a Siracusa ne è stracolma. Un vero tripudio di colori. Sì, certamente, anche perché è una cosa nuova mai vista finora fin qua, se non a Caltagirone. Un'emozione incredibile, bellissimo. La prima volta a Siracusa. Grazie. Migliaia e migliaia di fiori che, se non ci si guarda intorno, danno l'illusione di essere in Olanda. Bello è che comunque anche stimola il contatto con la natura e comunque è un qualcosa di innovativo. Bella iniziativa, e i tulipani sono dei fiori veramente difficili da trovare in Sicilia. La mattina non è molto clemente, non è stata molto clemente, però è una bella iniziativa, molti colori, molte persone, siamo contenti di essere qui.
Così si può passeggiare tra la natura nel pieno centro storico, tra la cattedrale e il palazzo di città. Un'occasione anche per raccogliere questi fiori, che se tenuti bene hanno una lunga durata. 100.000 tulipani da raccogliere e portare direttamente a casa. Quello che vogliamo trasmettere è la cultura dei fiori che negli ultimi anni si sta anche perdendo. È la prima volta che una piazza di Ortigia si trasforma in una distesa di tulipani. La novità sta catturando tutti, residenti e turisti, e quindi non è difficile immaginare che tutto ciò in futuro possa essere replicato. Adesso l'addio a Orazio Russo, il Catania perde uno dei suoi idoli, gol, sudore, attaccamento alla maglia, il ritratto di un giocatore amato anche a Cireale. Tonino De Mana. In campo in tutte e 4 le categorie professionistiche, 159 presenze, 13 gol, dirigente, responsabile del settore giovanile, idolo della tifoseria, il Catania. Piange Orazio Russo, una delle sue bandiere, un vessillo di fede incrollabile ed indissolubile. Le corse sfrenate sotto la curva, l'abbraccio con la sua gente, il sudore, l'amore per il Catania, il suo Catania, resteranno scolpiti nella mente di chi lo ha incrociato, compagni ed avversari, tutti a riconoscere il valore umano e professionale di un giocatore che ha fatto la storia del club rosso-azzurro e non solo. Gol, attaccamento alla maglia e tanta dedizione. Lo ricordano così anche ad Acireale sotto la presidenza di Nino Pulvirenti, dove il numero 7 ha collezionato 166 presenze e 33 gol tra il 99 e il 2004. La carriera di Orazio Russo è stata un lungo viaggio con tappe significative. La Serie A a Lecce con 4 gol nella stagione 93-94, il Catania vincente di Pulvirenti. Mancano. Ci siamo. Va a fare. Poi Spal, Savoia, Padova, Perugia, Gela. Il Catania lo ricorda con questo post. Da responsabile del settore giovanile, da tecnico e da calciatore, per il Catania ha sempre speso le sue grandi qualità con orgoglio e senso di appartenenza. Siamo e saremo vicini alla famiglia Russo. Addio Orazio, ti porteremo sempre nel cuore. Orazio lascia la moglie Manuela e i figli Lorenzo e Letizia ed un voto incolmabile nel cuore degli sportivi siciliani e non solo. Una breve pausa e poi il calcio giocato con il Palermo che vince e invece il Catania che pareggia. Eccoci al calcio, il Palermo continua a vincere e mettere pressione alle prime in classifica. Ieri al Barbera la netta vittoria sull'Entella per 3-0. Marco Gullà. 3 gol per mandare un ulteriore segnale al campionato. Il Palermo batte agevolmente 3-0 l'Entella al Barbera, poi Ampalo prima, poi Ranocchia e Pierozzi nella ripresa stendono una squadra che ha comunque lottato e sfiorato il gol in un paio di circostanze. Ma il Palermo ha mostrato i muscoli e portato a casa una vittoria che fa salire a 13 i risultati utili consecutivi. Sono contento anche in una giornata speciale, insomma penso che visto l'amore che i palermitani danno alla loro squadra oggi nel giorno di San Valentino, dedicargli questa vittoria sia stato molto importante, difficile, il risultato è ampio ma è stata una gara complicata come tutte in Serie B. Ho letto che abbiamo un calendario facile, questo è l'errore più grande che possiamo fare, di facile non c'è niente, in Serie B l'abbiamo visto anche oggi, però insomma diamo continuità ai nostri risultati. Palermo che ha anche ritrovato il miglior Ranocchia, ieri autore di un gol decisamente rocambolesco come vediamo, ma sempre più cuore pulsante della squadra. Una gara fondamentale per il nostro percorso, per mantenere la striscia di imbattibilità e la nostra striscia positiva in casa. Era veramente fondamentale, non scontata questa vittoria, perché comunque l'Entella è una squadra in salute e qualsiasi partita in Serie B è sempre comunque difficile da affrontare, ma siamo stati bravi a trovare 2 gol e poi chiuderla nel secondo tempo. Rosanero che torneranno ad allenarsi domani in vista del match di sabato al Barbera contro il Sud Tirolo. Il Catania pareggia a Siracusa, Di Paolo replica d'ausilio, finisce 1-1. L'inviato Marco Carli. Gli etnei pareggiano con il Siracusa. 30 minuti molto tattici, senza occasioni di rilievo, ma alla prima possibilità concreta il Catania colpisce. D'Ausilio recupera la palla, Bruzzaniti si allunga sulla sinistra e crossa. Casasola dalla parte opposta indirizza di testa verso l'angolo a destra di Farroni, che può solo ribattere. Sul pallone arriva come un falco D'Ausilio che mette in rete 0-1. Con un'azione simile il Catania va ancora in gol, ma Pieraccini, servito da Bruzzaniti, secondo l'arbitro in fuorigioco, è una decisione che lascia molti dubbi. Il secondo tempo comincia dopo la comunicazione
comunicazione da parte del club etneo della scomparsa di Orazio Russo. Nei minuti iniziali arriva il pari del Siracusa. Arditi imbecca in area di Paolo, che in precario equilibrio riesce lo stesso a deviare in rete per l'1-1. Il gol galvanizza i padroni di casa, che vanno ancora al tiro con Arditi. Dini non si fa sorprendere. Il Catania non ci sta e su colpo di testa di Caturano costringe Farrone al grande intervento. In avvio di recupero, 7 minuti, da Ausilio una grande occasione dopo la girata mancata di Lorfini, ma è bravissimo Farroni. Le panchine chiedono l'intervento dell'FVS per 2 episodi in area di rigore, protagonisti Casasola da una parte e Gudelevicius dall'altra, ma l'arbitro dopo revisione non ravvede gli estremi per intervenire. Dopo la decisione seguente alla richiesta retusea, Turati viene espulso per proteste. Finisce 1-1, ottima prestazione del Siracusa, il Catania continua a ritmo lento, 2 punti in 3 partite e non approfitta dello stop del Benevento con il Latina. Terza sconfitta consecutiva per il Trapani nella trasferta di Giugliano, Granata battuti 3-1. Franco Cammarasana. Se non è crisi poco ci manca, 3 sconfitte di fila nelle ultime 3 partite con 9 gol subiti e appena una segnata. Anche in casa del Giuliano, ultima in classifica e adesso a un solo punto da Granata, il Trapani ha confermato tutta la fragilità del complesso uscito fuori dal mercato di gennaio. Eppure i Granata alla prima occasione su un angolo calciato al 10° da Ortisi erano passati in vantaggio su una conclusione di testa di Motok, chiudendosi poi a difesa del risultato. Appena iniziata la ripresa però il Giuliano ha cinto d'assedio la squadra di Aronica dopo 2 salvataggi di Galeotti su De Rose al 48° e al 53°. Al 73° i padroni di casa pervenivano al pareggio con Murilo, che approfittava di un liscio di Motok per presentarsi solo davanti a Galeotti. Partita a tratti anche nervosa e difese ballerine. Il Trapani avrebbe potuto approfittarne con forte all'88° e al 90°, ma in entrambi i casi l'attaccante ha mostrato tutti i suoi limiti, facendosi neutralizzare le conclusioni dal greco. Al 94° l'imprendibile Volpe crossava per la testa della corrente Davino, che portava in vantaggio il Giuliano, mentre al 96° Balde fissava il punteggio finale sul 3-1. È tutto per questa edizione, la prossima alle 19. Grazie per l'attenzione e buona domenica.